Martedì 6 settembre, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Andrea i funerali di Fabio Testino, il 35enne investito e ucciso da un'auto la scorsa settimana a Cocquio Trevisago. La tragedia è avvenuta venerdì 2, intorno alle 19. Subito le condizioni del giovane erano apparse molto serie. Vista la gravità della situazione, era stato chiamato l'elisoccorso decollato da Como, che dopo un lungo intervento in loco aveva trasportato il ferito all'ospedale di Circolo di Varese. Purtroppo alla fine per Fabio non c'era stato nulla da fare. Sul fronte della sicurezza, oggi giornata di controlli a Varese. Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale hanno passato al setaccio la zona delle stazioni ferroviarie con decine di persone identificate e foto segnalate. Ce ne parla Marco Croci, immagini di Angelo Policelli dell'agenzia Blitz. Giro di vite delle forze dell'ordine nella zona delle stazioni ferroviarie di Varese. Numerose pattuglie di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale hanno passato al setaccio Piazzale Trieste, Piazzale Trento e Viale Milano, identificando le persone presenti. Una persona con numerosi precedenti penali è stata accompagnata poi in questura per accertamenti. I massicci controlli sono stati compiuti in una delle zone del capoluogo considerate più critiche sotto il profilo della sicurezza. Ogni giorno infatti qui bivaccano persone che in preda ai fumi dell'alcol importunano i passanti o innescano risse. Dalla questura assicurano che questi particolari controlli verranno ripetuti anche nelle prossime settimane. Da Varese all'Ucraina occidentale, il tir carico di letti ospedalieri, medicinali, viveri e altri generi di prima necessità è arrivato a Ivano-Frankivsk. Gli aiuti organizzati da padre Volodymyr Misterman sono stati scaricati all'ospedale pediatrico e saranno distribuiti a seconda delle necessità. Nel video vediamo i ringraziamenti di padre Vitali Tokar, vicario dell'arcidiocesi di Ivano-Frankivsk. Ciao, caro padre Vladimiro e anche tutta la tua comunità e tutti i benefattori dal profondo del cuore vorrei ringraziare da parte dell'intero staff dell'ospedale pediatrico di Ivano-Frankivsk del vostro aiuto. Oggi abbiamo ricevuto i lettini, poi anche altre buone cose. Veramente vi ringraziamo dal profondo del cuore. Questo ospedale cura i neonati e poi anche i bambini più adulti e anche i giovani, ma soprattutto si dedica adesso a tutti coloro bambini che a causa della guerra erano costretti a trasferirsi, a vivere nella nostra regione, perché sono rimasti senza di niente, senza il tetto. Il vostro aiuto è veramente molto prezioso. Vorrei pregarti anche un'altra cosa, di non abbandonarci, soprattutto mantenerci nelle vostre preghiere, perché le vostre preghiere veramente ci danno la forza ad andare e tirare avanti. E siamo sicuri che con il vostro aiuto possiamo vincere quella ingiusta guerra che è stata cominciata dalla Federazione Russa contro il nostro paese. A causa di questa guerra tanti bambini muoiono, tanti sono uccisi, tante famiglie nella propria patria sono diventati profughi. Ti ringraziamo tutta la tua comunità e a presto. Ciao. Sempre a Varese un'altra bella iniziativa di solidarietà. Si terrà sabato sera alla Schiranna la cena afghana in favore dei cittadini oppressi dal regime talebano. Nel servizio, l'intervista di Renata Manzoni alla presidente dell'associazione afghana, Ilaha Mezzahari. Siamo con Ila Mezzari, studentessa di giurisprudenza a Milano, di origine afghana, che è anche la presidentessa dell'Associazione Culturale Afghana APS e che fra pochi giorni organizzerà un'iniziativa che riguarda il suo paese d'origine. Quale, Ila? Esattamente, allora il 10 settembre alle ore 19 alla Schiranna ci sarà la cena afghana di solidarietà verso i cittadini afghani che sono rimasti ancora in Afghanistan. È molto necessaria una collaborazione unita di tutti i popoli, soprattutto quelli che si trovano al di fuori dell'Afghanistan, affinché le famiglie che soprattutto in questo periodo, dopo tutti questi diversi attentati e diversi casi di tragedie, sono rimasti senza case, sono rimasti senza una sicurezza lavorativa, senza un impegno, senza un qualcosa con cui sostenersi proprio a livello umano, per sostenersi come esseri umani. Quindi questa cena, che si svolgerà appunto alla Schiranna, in via Vigevano 26, sarà appunto una cena in cui l'Associazione Culturale Afghana offrirà alla comunità italiana e a tutti coloro che parteciperanno dei piatti tipici dell'Afghanistan. Sono tutti piatti tipici della tradizione afghana.
A Busto Arsizio nel prossimo weekend la prima edizione di Cuori in Piazza, la festa del volontariato cittadino. Scopriamone di più nel servizio di Francesco Inguscio con immagini dell'agenzia Blitz. Siamo con l'assessore all'inclusione sociale del Comune di Busto, Paola Reguzzoni, per presentare Cuori in Piazza, la prima festa delle associazioni del volontariato di Busto Arsizio il prossimo 11 settembre. Sì, io vivendo la mia città ho visto che ci sono momenti di condivisione dello sport, della cultura, a mio avviso mancava un momento dedicato al volontariato, a quel fiume di persone che quotidianamente danno il loro tempo e il loro impegno a supporto di altre persone senza alcun interesse, e quindi questa è la festa per dire loro grazie e per far sì che i cittadini di Busto conoscano le opportunità sia di utilizzo che di impegno di attività di volontariato. Mi sembra il minimo per una città come Busto, è il primo appuntamento di una lunga serie, spero e mi auguro che sarà ormai un appuntamento annuale che possa piano piano evolversi. Partiamo già col botto perché comunque 60 associazioni, a volte anche in forma collaborativa, mi sembrano già un ottimo risultato. Dopo una lunga assenza a causa Covid, torna alla Schiranna nel suo format completo la Fiera di Varese. Questa mattina a Palazzo Estense la presentazione della Kermesse che partirà venerdì 9. Vediamo il servizio di Barbara Zanetti con immagini dell'agenzia Blitz. Quali sono le aspettative dal ritorno della fiera alla Schiranna? Le aspettative sono sempre alte e interessanti, nel senso finalmente si ritorna in presenza, è un evento molto importante, la 44esima edizione se non sbaglio, Camera di Commercio sempre presente, anche quest'anno presenteremo il listino prezzi dell'edilizia in collaborazione con ANCE. Ci aspettiamo insomma quello che è successo in questi ultimi 6 mesi nel nostro paese, una grande voglia di ritorno alla normalità, una grande voglia di capire che le istituzioni hanno compreso che la pandemia va gestita, anche perché magari tornerà a ottobre ma va gestita, e una grande attenzione a quello che sta succedendo, quindi agli investimenti in energie rinnovabili che sia i privati che le imprese devono sicuramente fare per il prossimo futuro. Ora la pagina politica. A 2 settimane dal voto del 25 settembre, il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Varese domenica 11. Il segretario terrà un comizio elettorale in piazza Montegrappa con la presentazione dei candidati a partire dalle 17. Salvini aveva già previsto un intervento a Busto Arsizio la scorsa settimana, ma all'ultimo momento era stato costretto a dare forfait a causa di un forte ritardo dell'aereo che avrebbe dovuto portarlo da Lampedusa a Milano. E sempre a proposito di Lega e di elezioni del 25 settembre, oggi sentiamo le parole di Matteo Bianchi, deputato uscente e candidato nelle liste del Carroccio. Matteo Bianchi, candidato nel collegio proporzionale alla Camera. La Lega ha sempre puntato anche nelle elezioni politiche al concetto di territorialità. È ancora così? È ancora la strategia della Lega o la nuova Lega, come viene definita, ha un concetto diverso della campagna elettorale e delle priorità? Innanzitutto dobbiamo contestualizzare rispetto al tema del tecnicismo della legge elettorale. Purtroppo non è una legge elettorale che premia la possibilità che gli elettori possano scegliere direttamente i propri rappresentanti, e questo un po' mi rammarica e allontana ovviamente anche la politica dal centro decisionale che poi dovrebbe essere in mano agli elettori. Tuttavia la Lega ha sempre puntato molto sulla territorialità, sulla capillarità, la penetrazione sui propri territori che appunto rappresenta. Non è un caso ovviamente che comunque mi hanno chiesto di rimetterci la faccia. Io ritengo comunque nel corso della mia storia politica, mi definisco sempre un amministratore locale, è stata la politica nazionale, il mio core business, diciamo così, è quello di essere presente sul territorio, quindi a prescindere poi dal risultato personale, ovviamente ci sarò sempre e comunque anche dopo il 25 di settembre, e questo è quello che contraddistingue un leghista da un candidato di qualche altro partito. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento a domani alle 19.